In questo video vi parlerò del peso corporeo e della fibrillazione atriale. Questo video fa parte di una serie che potete trovare sui miei canali Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, che vi invito a seguire. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come il controllo del peso corporeo sia uno dei fattori più importanti per la prevenzione cardiovascolare in generale e soprattutto per lo sviluppo di aritmie come la fibrillazione atriale. Abbiamo visto come la riduzione del peso può far regredire gli episodi di fibrillazione atriale, la severità ed evitare soprattutto la progressione. Abbiamo visto inoltre come calcolare il proprio indice di massa corporeo sul sito del Ministero della Salute italiano.